però se noi andiamo indietro, questa è la scaletta della lezione di monitoraggio che voi potete stampare, io vi lascio stampato qua. Qua ci sono tutti i tutorial delle slide con cui voi potete praticamente andare a crearvi il vostro report di monitoraggio. Io qua ho il grandine, passo passo, qua vi dice cosa dovete fare, quindi vi spiega come si naviga su monitor.it, cosa dovete fare per iscrivervi, andare sul menu in alto a sinistra, cliccare sul report, cliccare sul mappa dei report, ok? Ragazzi, quindi praticamente se dopo avete qualche dubbio si può guardare tranquillamente questo tutorial, ci sono tra l'altro una scheda che ti spiega come fare il monitoraggio prima, cioè come preparare ad esempio gli inviti, che comunque bisogna avere una liberatoria prima di intervistare dei personaggi, anche pubblica amministrazione, o comunque anche quando voi fornite questi questionari, le persone vi devono dare il consenso in modo tale che possano essere poi pubblicate. Poi due suggerimenti prima di partire con la spiegazione del report. Quando, visto che avete questi questionari, una volta che voi avete, ad esempio, non so quanti ne state facendo, ma almeno una ventina di questionari compilati, allora dovete fare una sorta di torta per spiegare quindi la parte analitica, per spiegare quali sono i risultati a livello numerico. Quante ad esempio persone a livello percentuale, quante persone su 20 quesiti che avete posto sono d'accordo con il progetto, e dovete fare questo torto, ad esempio l'8% è a favore del progetto, in modo tale che comunque non dobbiamo soltanto andare a guardare, a visionare i questionari, ma soprattutto abbia un impatto visivo abbastanza evidente. Okay? Altra cosa vi spiega la liberatoria, quindi vi ricordate che voi avete compilato la liberatoria per noi dove ci lasciavate la possibilità di pubblicare le vostre immagini e comunque di raccontare quello